Nel mio quartiere, nei bassi napoletani, si facevano i pagnottielli. Voi lo sapete che cosa sono? Come se fossero un bastro di casatiella. Poi venivano i pagnottellati e li andavano a vendere. 1 chilo di farina 00, un cucchiaio di sale, un peperino mazzotiello e metterci un bello cucchiarino chino, un cucchiarino di zucchero, sugna, 1 e 2, 150-700 ml di acqua tiepida e ci sciogliete 10 grammi di lievito di birra fresco. Adesso buttate tutta l'acqua dentro tutti gli ingredienti che vi ho detto prima. Adesso uniamo i cicli di maiale, salame napoletano, che bellissimo, provolone piccante e pecorino. Iniziate a fare una palluccella, poi la schiacciate così e ci mettete l'uovo sotto in mezzo e lo richiudete. Sogna sopra. 2-3 ore a temperatura ambiente e li facciamo raddoppiare di volume. Poi potete cuocerli nel forno di casa a 200 gradi per 35-40 minuti. Ogni tanto gli adragano l'occhio. Ragazzi, mamma mia, signora Maria, mamma mia, è pronto? mangia! Abbiamo mangiato? Tutto è buono, tutto.